invece che dare salari di cittadinanza, come abbiamo letto, non voglio fare populismo né demagogia, però come abbiamo letto a mafiosi, a gente che lavora in nero, questo e quello, diamolo a quei lavoratori che lavorano i mesi estivi, d'inverno non hanno occupazione, quest'anno se è andata bene hanno lavorato un paio di mesi, non hanno maturato io continuo a chiamarla indennità di disoccupazione anche se in realtà si chiama NASPI perché così capiscono tutti, non hanno maturato i requisiti e questi fra un mese come camperanno la famiglia lo sa Dio. In principio i problemi erano limitati ai lavoratori stagionali. Ora la crisi del Covid si sta estendendo a tutti gli impiegati del turismo. I licenziamenti sono dietro l'angolo e sono diversi gli imprenditori del settore che rischiano grosso per le proprie attività in quella che si è confermata la stagione più difficile per un comparto che fino a ieri andava a gonfie vele. Il mare si attesta su un 50% delle presenze fatturate dell'anno scorso. E questo è positivo perché le nostre proiezioni davano un 40-45%, quindi 50 vuol dire un 5% in più che ovviamente è intuitivo, non salva i bilanci, per carità, però consente di chiudere dei brutti bilanci un po' meglio invece di quello che è tutto il settore delle città d'arte, che è stato massacrato letteralmente. Se il turismo balneare, se non altro riuscito a limitare i danni, la situazione si colora di tinte estremamente più fosche nelle città d'arte, in particolare in luoghi come Venezia, che avendo investito pressoché l'intera economia sul turismo, negli ultimi anni raggiungeva numeri di presenze e fatturati da capogiro, con un enorme numero di lavoratori di settore coinvolti. Qui la botta è stata più forte e la situazione drammatica. La situazione delle città d'arte è, cioè, non ho più gli aggettivi, in testa Venezia ovviamente che è sostanzialmente chiusa, non incassa dal mese di novembre dell'anno scorso per l'acqua alta e le città d'arte si attestano a fatturati che sono indicibili, 15-20% di quello che era stato fatturato e occupato nel 2019.